L'approfondimento. Ritorna anche questo mese la possibilità di sfogliare le pagine dell'Arena di Pola e per farlo siamo collegati con il direttore Viviana Facchinetti. Ciao Viviana. Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qua pronti, abbiamo tutte queste bellissime pagine dell'Arena di Pola, come sempre un grande lavoro da parte tua per farci conoscere insomma cose interessanti e direi di partire proprio dal titolo, no? E si parte dal Sì. ricordo e giovane. Ecco, sì, che poi è il titolo di una rubrica che sarà nelle pagine centrali in tutti i prossimi mesi, perché Mhm. appunto abbiamo visto quanto riscontro abbiamo trovato presso i giovani, anche grazie all'attività di tanti insegnanti e l'instancabile intervento della nostra vicepresidente Anna Maria Crasti, che da anni visita le scuole, rende partecipi della nostra storia e anche del suo vissuto, e i ragazzi si sono appassionati e quindi sono i primi a voler produrre del materiale sia per approfondimento, ecco, per far conoscere, e quindi per questo è anche l'idea del titolo, di dare a Cesare quel che è di Cesare, e una delle loro insegnanti che li hanno accompagnati in queste ricerche, quindi il ricordo è giovane, no? Certo, Ecco, bene, per bene, cui bene. ecco. E quindi c'è il titolo della rubrica che sarà da questo mese in poi anche nelle pagine centrali, però l'abbiamo detto proprio anche nella prima di copertina perché ci è piaciuto, ecco. Bene, infatti, molto bella, Allora, molto interessante, belle immagini anche. sì, beh, allora, come sempre facciamo nella prima di copertina, facciamo una specie di sinossi in immagini, no? Mhm. Per cui era quello che era la festa della Repubblica, quindi con l'intervento Presidente della Repubblica, eccetera. Poi il premio Tomizza, Certo. che quest'anno tagliava il 20° traguardo, e proprio appunto le foto dei giovani collaboratori a questa rubrica del ricordo ai giovani. Quindi stiamo partendo per il discorso, appunto, sfogliando le pagine, come abbiamo già anticipato. Abbiamo parlato della festa della Repubblica italiana nel mondo, Mhm. e quindi non solo quello che è stato a Trieste, nelle vicine repubbliche, ma anche quello che è stato anche in giro per il mondo con le cascate del Niagara, Eh, e col tricolore, con la sede dell'ambasciata di Brasilia col tricolore, il nostro Max Lucic a Brasilia, ospite dell'ambasciatore. Insomma, sono bei mm, coinvolgimenti, mm. e con una partecipazione sentita, ecco, quello è bello. Certo. E nello stesso tempo però c'è il pezzo di Lorenzo Salimbeni che ricorda che il 2 giugno, festa della Repubblica, anniversario della Repubblica, però per la Venezia Giulia è stato un po' anomalo, no? Perché Mm. Giuliani, Fiumani e Zaratini vennero estromessi dal voto, quindi l'approfondimento in questa pagina. Come nello stesso tempo giugno è stato particolare nel 1945 perché c'è stata la fine Mhm. dell'occupazione titina a Trieste, Gorizia, eccetera, per cui anche qua c'è un approfondimento e anche le immagini della celebrazione che c'è stata, insomma, e anche ricordando sempre appunto questa parziale liberazione della Venezia Giulia, e come anche il fatto del primo Giro d'Italia nel dopoguerra, no? Con Mhm. l'evento di Pieris, con l'instancabile e determinato Couture che ha voluto comunque arrivare e portare il giro fino a Trieste, quindi e anche con belle immagini a Corredo, ecco, bisogna dirle. Assolutamente, bellissime, bellissime, molto belle, c'è di tutto. Sì, beh, sempre c'è una specie di parallelismo su tante cose, sulle luci e ombre anche della nostra storia, no? Ecco, Certo, come certo. appunto c'è la giornata mondiale del rifugiato, dove vengono ricordate anche i profughi giuliano-dalmati, Mhm. e dopo anche fra le ombre anche il fatto che c'è stato una dirigente scolastica che è stata minacciata per aver organizzato un incontro sulle foibe, c'è la solidarietà espressa dal presidente Federesoli, De Vergottini, dal Mhm. presidente NVGD Codarin. E poi invece andiamo avanti con le cose propositive, i passi avanti, quindi quello che è avvenuto a Monfalcone,
dove ci è stato inaugurato appunto, dedicato a Norma Cossetto, la nuova piazza, il punto più a nord del Mediterraneo, come è stato definito. Poi ci sono anche le manifestazioni in costume che sono state fatte a Muggia, dove appunto la festa barocca, la divulgazione delle tradizioni istriane, e il protocollo d'intesa fra la NVDD e l'ufficio scolastico regionale della Toscana. Quindi sono tutti movimenti interessanti, che positivi, ecco. Bene, sempre in una maniera di guardare in maniera costruttiva alla storia e ai suoi sviluppi. E poi arriviamo al premio Tomizza. Ecco, e allora qui è un po' l'imbarazzo del direttore, perché parlare di se stessi, almeno a me, risulta parecchio difficile. Provaci Viviana, prova. Beh, diciamo che con molta soddisfazione mi è stato conferito il premio Fulvio Tomizza da parte del Lions Club Trieste Europa, e poi oltretutto una edizione particolare, perché è la 20ª edizione, no? Sì. E quindi è stato molto, molto bello, molto sentito e molto partecipato. È un premio che ho condiviso con Umberto Lupi per quello che riguarda la parte musicale, la sua riscoperta anche di musiche tradizionali, eccetera. E calcolando che il giorno del conferimento che è stato dato nel Palazzo Regionale nelle Friuli Venezia Giulia Trieste, e era presente anche il professor Claudio Antonelli, che mi ha telefonato, e non sapeva, l'ho invitato con molto piacere, e lui ha aderito entusiasta, perché comunque mi aveva detto: lei si ricorda che mi aveva promesso il suo libro in inglese? Cioè il libro tradotto in inglese, e adesso è arrivato, agli immigrati giuliano-dalmati in Canada. E siccome sai che c'è il link, che chi vuole può scaricarlo gratuitamente, eccetera, lui ha detto: ma a me interessa avere il libro in cartaceo, io vengo a Trieste e me lo consegnerà. E quindi è stata un'occasione per consegnargli anche il libro, con tanto di dedica, veramente sentita, no? Bene, abbiamo parlato. Hai fatto bene, poi il tuo sorriso su queste pagine vale tutto, veramente, è sempre bello, è un piacere vederti sorridere. Diciamo occasione che io vivo abbastanza sorridente, infatti. Ma si capisce che perché bisogna distinguere i sorrisi finti dai sorrisi veri. Il mio sorriso proprio, si può dire, è assolutamente spontaneo. Naturale e spontaneo, bello, mi piace. Non è di circostanza. No, infatti. Bene, arriviamo alla pagina successiva. Il Mare senza confini, questa iniziativa che ha avuto luogo qui a Trieste, con la partecipazione anche per delle iniziative anche a fin di bene, per assistenza come supporto alle persone autistiche, e quindi c'è stato l'intervento, il pezzo redatto anche di documentazione fotografica e fornito da Ugo Gerini, che tra l'altro è il nuovo presidente del Lions Club Trieste Europa. Complimenti a Ugo, sempre bravissimo, bravo. Bravissimo, bene. Bravissimo medico, bravissimo, splendido amico intanto, prima cosa. Certo. Bravissimo medico e veramente incredibile giornalista, quindi è scrittore, no? Scrittore, ricercatore della storia, di tutto quello che è sotto acqua, bellissimo, le navi. Certo. Invece, a proposito di mezzi di comunicazione, parliamo del treno del ricordo. Ah, certo. Ecco, Rai Storia ha dedicato appunto questo documentario che è stato fatto, che è andato in onda sul canale di Rai Storia, che poi in maniera è stato regolarmente acquisito l'applicazione da parte del nostro sito, della nostra associazione, e quindi nel sito ci si può collegare per rivedere anche questo documentario, e infatti gli amici che sono al di là dell'oceano, che hanno potuto vederlo, erano felicissimi. Ti credo,
ti credo. Vedi come internet migliora la vita, no? Da questo punto di Sì, vista. sì, sono certe cose veramente ti avvicina, ti Non per avvicina. tutto, ma per questo è fondamentale, è Beh, infatti importante. bisognerebbe farne un uso veramente saggio. Esatto, queste sono Non le è che cose ci voglia positive. tanto, però No, infatti, basterebbe insomma un po' di un po' più di sale, un po' di di grano sale. salis. Esatto, esatto. E questo è E uno invece dei motivi. passiamo alla tavola e al brindisi. Oh, finalmente. Beh, l'altra volta il nostro amico Enos Costantini, agronomo, giornalista, scrittore, ricercatore in campo appunto di agronomia, ci ha scritto dei vini bianchi. Stavolta Mhm. parlo dei vini rossi della provincia di Pola. Bene, bene, E quindi quindi continua questa rubrica importante. sì. E poi parliamo invece dei ritrovi, no? Della contentezza di ritrovarsi fra istriani di tutte le età, Mhm. con scambio visite, quindi abbiamo c'è stato lo scambio della visita a suo tempo fatta a Dignano e che stavolta è stata fatta a Pordenone. Mhm. E poi c'è stata una festa istriana della comunità di Bibione che ha ricordato quando le maestre, quando erano giovani, con Eh, i primi ragazzini che arrivavano esuli a Bibione, quindi una bella espressione, no? assolutamente. Raccontata da Fabio Ceppi. E poi arriviamo appunto al famoso Il ricordo è giovane. E vedo che anche qui ci sei presente. Beh, Attenzione ed impegno. sì, beh, diciamo che ho voluto un attimo presentare, dando il via a questa nuova rubrica di queste nuove pagine che appunto ci saranno ogni mese, e quindi pagine aperte alla collaborazione, agli interventi di ragazzi e insegnanti, no? E questa Mhm. volta infatti ne abbiamo bellissime, con vivacità, con interesse e veramente con grande conoscenza da parte di questa ragazza che è splendida, questa Valeria, insieme con la sua insegnante e con la dirigente scolastica, Mhm. insomma, bello. Bello, assolutamente. una, Belle foto anche una bella, qui. e con le poesie Mhm. che ha scritto, e calcolando che nella pagina successiva, cioè siamo andati avanti, Sì, non sì, soltanto sì. le pagine centrali, dare spazio anche alle poesie di un bravissimo ragazzo, Gabriele, che ha scritto delle poesie veramente incredibili, calcola la giovane età di questi ragazzi, e con la presentazione della sua insegnante, la Daniela Velli, ecco. Bene. Poi arriviamo alla storia, un'altra puntata, questo Monsignor Giacomo Tomasini ha scritto tantissimo, Mm, naturalmente è un po' impegnativo perché è scritto naturalmente come si scriveva quella volta, certo. però è interessante, ci sono varie curiosità da scoprire, e poi arriviamo alle varie lettere, Tante, testimonianze che tante. ci Mm. arrivano, che ci scrivono dalle varie parti, con il bel raduno degli albonesi, con l'esperienza che è stata vissuta nel dopoguerra, dopo i bombardamenti, i luoghi di Beato Bonifacio, insomma sono tutte cose interessanti e a cui fanno seguito tutte le pagine con tutte le notizie e spigolature Da, da qui a oltreoceano. tantissime, come sempre. Incredibile. Come sempre, bellissimo, vivi e vivaci. Bene, notizie E, e spigolature. Questo non può mancare mai. no, Bene, bene. sempre attenti. E poi abbiamo le pagine in dialetto, Certo. con l'antologia dei ricordi di Roberto Stanic. Questa volta abbiamo l'Apocalisse, le profezie dei Profezia dei Maya. Maya. Bello. Interessante, E la sempre signora con la solita. Liseta anche, la signora Liseta. Sì, sempre con Eh, l'ironia, eh. eccetera, con cui Stani ci rendeva partecipi. E invece una scoperta, è sempre bellissimo andare in gita con la Marina Parladori, Mhm. che ci parla della Nicche di Tramontana, quindi nell'isola di Cherso, le cose che trova, fra le cose naturali, le cose abbandonate, insomma sempre con fremiti emozionali e curiosità, molto Bene, interessante. E le solite rubriche, però sempre nuove. certo.
tradizionali ma sempre nuove, con i cognomi. Stavolta era Frezza, poi la Gemma Pizzica ci ha parlato di zucchette melanzane a panade. Che buone, le zucchette melanzane a panade. Anche fredde col caldo vanno bene. Bene. Poi abbiamo appunto il solito cassetto dei ricordi, sempre inesauribile, con le cose che vengono, le fotografie, ricordi, commenti, perché vengono pubblicati in rete e poi la gente magari si scambia, si ritrova, commenta, e quindi sempre una cosa carina, insomma, certo. No? Poi c'è la pagina delle memorie, dove vengono ricordati momenti meno allegri, però con l'affetto che ci lega alle persone che non ci sono più. Certo. E quindi con le varie anche cerimonie per eventi ancora più collettivi, no? Però sempre importanti. E poi c'era il preannuncio di quello che sarebbe stato l'evento al Senato, dell'omaggio all'eroe di Vergarolli, Agrippino Micheletti, di cui parlerò nel prossimo numero, perché io c'ero. Certo. E poi insomma anche perché non si può fare di più, perché già è strapieno, voglio dire, come mensile, figuriamoci. Ma era un preannuncio, no? Perché non era questo, calcolando che questo è uscito il 30 giugno e quindi avvisava che sarebbe stato nelle settimane successive. Certo. E poi ricorda l'appuntamento di Pola, no? Dal 13 al 17 settembre del 2024. Anche questo, importante. Sì, sempre un promemoria, perché la gente aspetta, si chiede, si informa, dopo è un po' pigra, dopo dice farò, no, perché dice ma tanto fin settembre, invece arriva subito, e poi bisogna prenotare, no? Non è che si possano tenere le stanze ferme così, no? Quindi sono vari fattori che concorrono, no? E quindi in attesa di rivederci a Pola, siamo arrivati all'ultima pagina anche del numero di giugno, ecco, della Reda di Pola. Bene, da sfogliare, risfogliare, da leggere, sempre con grande piacere, cara Viviana. Bene, mi fa veramente piacere che ci siamo ritrovati anche questo mese. Stai già lavorando ovviamente al nuovo numero, immagino. Ovviamente. Ecco, e saremo ancora qui a sfogliarlo insieme a te prestissimo. Grazie allora Viviana Facchinetti per essere stata con noi, buon lavoro in questa calda estate e a presto. A presto, a tutti voi un caldo saluto. Un caldo saluto va benissimo, ciao. Ciao. Avete ascoltato? L'approfondimento.